Orribile morte per un senza tetto nel Veronese, bruciato nell'auto abbandonata dove dormiva, escluso il dolo, forse rogo causato da una sigaretta, disposta comunque l'autopsia. Ieri l'audizione di Gianni Zonin davanti alla commissione parlamentare, l'ex presidente di BPV nega le responsabilità sul crack, polemiche da parte dei membri della commissione. Stasera puntata di 20 e 10 con ospite il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, tra il tema banche e la strategia per la corsa a Palazzo Chigi. 47 anni di Chioggia denuncia di essere stata aggredita e violentata dentro una roulotte da 2 stranieri, indagini dei carabinieri sulla terribile vicenda. Violentata, picchiata, umiliata dal compagno, al processo però a Treviso il colpo di scena, la donna ritira la querela, la procura ha comunque proceduto d'ufficio. Paura, piove di sacco, l'autista ha un malore, il bus di linea finisce contro un'abitazione, fortunatamente il mezzo era vuoto, l'uomo soccorso dal SUEM. Il Prosecco di nuovo al centro di attacchi da parte dei giornali inglesi, il tabloid Sun pubblica l'accusa, fa male ai denti, rabbia da parte dei produttori. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con una terribile vicenda che viene dal Veronese, una orribile morte per un senza tetto, un clochard di Zevio che ha trovato la morte dentro un'auto dove dormiva, purtroppo carbonizzato. Una morte orribile tra le fiamme, imprigionato in quell'auto diventata un rifugio per dormire lontano dal freddo. Le urla di dolore, ma lui, Gary, come lo chiamavano tutti a Zevio, era già diventato una torcia umana. 50 anni, clochard, marocchino, una vita ai margini, ma una persona conosciuta come tranquilla e gentile. Aveva trovato un'auto abbandonata e l'aveva eletta a sua dimora, lui, che di dimora non ne aveva mai avuta. Quando i residenti hanno sentito le grida hanno chiamato il 118, di qui l'allerta a carabinieri e vigili del fuoco, ma all'arrivo dei pompieri tutto era avvolto dalle fiamme, poi spente. E sul lato guidatore, nell'atto disperato di aprire la portiera, c'era il corpo carbonizzato del cinquantenne. I carabinieri hanno cercato di ricostruire quanto successo. In un primo momento erano circolate voci allarmanti su qualcuno che poteva aver sparato dei petardi contro l'auto, ma rilievi più approfonditi hanno fatto capire come non ci fosse stato atto doloso all'origine della tragedia. Accanto all'auto diventata una casa sono state trovate centinaia di mozziconi di sigaretta. Da una prima ipotesi il cinquantenne se ne è accesa una e si è addormentato, non accorgendosi che la brace aveva intaccato i sedili o qualche altra parte infiammabile della vettura. Ricostruzione avvallata dal fatto che l'incendio si è innescato dall'interno e che non ha interessato il motore. Il corpo carbonizzato di Gary è stato comunque portato all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma, dove verrà effettuata l'autopsia per escludere del tutto i dubbi su una morte che a pochi giorni dal Natale fa riemergere ancora una volta un mondo di emarginazione e solitudine che spesso fa i conti con drammi e tragedie. Allora il tema delle banche popolari, delle ex popolari, ieri l'attesa audizione dell'ex presidente di BPV Gianni Zonin alla commissione parlamentare di inchiesta bicamerale sulle banche a Roma, e le parole di Zonin hanno provocato forti polemiche da parte degli stessi membri della commissione. Il crack di Popolare di Vicenza provocato dalla crisi, e sulle fusioni con Etruria o Veneto Banca nessuna pressione da Banca Italia. Sono alcuni dei passaggi più salienti e discussi dell'audizione in commissione parlamentare di inchiesta dell'ex patron della Popolare Iberica Gianni Zonin, contemporaneamente imputato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Per i commissari Zonin sembrava un passante, uno lì per caso, un esempio per tutti la sua posizione sui cosiddetti crediti baciati. Per quanto riguarda la conoscenza da parte del Consiglio di amministrazione e del sottoscritto, io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori a BCE, che ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio. Lo sapeva al mondo tutti tranne che il presidente della Banca Popolare di Vicenza. Dobbiamo prendere atto che non ha l'obbligo di dire la verità come un testimone, ma è semplicemente un'audizione. Quante ore? 3 ore di audizione, e anche io non ricordo, anche non so, parlano. Per cui non è finita qui poi, perché stiamo valutando se audire l'amministratore delegato. Dico surreale perché abbiamo assistito a col quale si riteneva il responsabile di questa vicenda del default
di Banca Popolare di Vicenza, che si è proclamato praticamente estraneo perché ha scaricato responsabilità sui direttori, sui amministratori delegati, consiglio di amministrazione, quasi che fosse tutto passato sulla sua testa senza accorgersi di nulla. Qualcuno, conclude Vazio, non dice la verità. Il lavoro della commissione continua e domani sarà il giorno dell'altro protagonista del disastro banche, l'ex direttore di Veneto Banca Vincenzo Consoli. E intanto tra le conseguenze del crack banche e anche dell'iter successivo c'è un paradosso tra i tanti paradossi, un paradosso che riguarda gli NPL e le aziende. Lo ha spiegato ieri sera a 20:10 il professor Paolo Quaggetto. Sentite. Qual è la situazione paradossale che si è venuta a creare? Che attualmente questi non performing loans sono ancora in pancia alla liquidazione coatta amministrativa, non sono ancora stati trasferiti a SGA, che è la società demandata alla gestione di questi NPL. Cosa succede? Succede che manca il decreto di attuazione, che sarà emanato a breve, però dalla dichiarazione di LCA e di liquidazione coatta amministrativa avvenuta a giugno col decreto 99 siamo a dicembre e si verificano dei casi paradossali in cui imprenditori che sono titolari di questi crediti che possono essere restituiti, quindi non ancora in sofferenza, che non riescono e non possono pagare pur avendo la possibilità di pagare, per il semplice motivo che la banca a cui dovevano questi soldi è sparita. Questo è il punto, per cui qual è la conseguenza? Che finché non viene data attuazione alla possibilità ad SGA della gestione di questi crediti, non c'è un soggetto con licenza bancaria demandato e deputato a ricevere questi pagamenti una volta gestito il cosiddetto credito in sofferenza. Questo incaglio, non sofferenza, questo incaglio viene iscritto nel cosiddetto centrale rischi della Banca d'Italia, cioè tutte le... Quindi quell'imprenditore viene tagliato fuori? Diciamo, viene detto molto volgarmente... Pure dice posso pagare ma non so chi, viene tagliato fuori. Sì, viene tagliato fuori nel senso che risulta un cattivo pagatore, invece magari ha 100.000 euro pronti per versare, però non c'è soggetto a cui versarli. E di banche ovviamente si parlerà anche questa sera 20:10, ed è una puntata davvero speciale da non perdere, perché ospite di Ferdinando Avarino è il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Ovviamente il tema delle banche resta in primo piano, come sappiamo il Movimento 5 Stelle ha raccolto oltre 4.000 firme per portare la questione alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma ovviamente si parla anche di politica, del futuro del governo ovviamente che Di Maio avrebbe appunto in mente in caso di vittoria, quindi puntata da non perdere questa sera di 20:10. Adesso torniamo alla cronaca, e la cronaca ci porta a Chioggia per una denuncia terribile da parte di una donna di 47 anni del posto. Ci racconta tutto in diretta telefonica la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria. Mi hanno violentata così una 46enne di Sottomarina all'ingresso di un bar la notte scorsa, così ha chiesto aiuto al barista proprio mentre stava per chiudere la sua attività. È successo al Broadway Caffè di Brondolo, quando il barista si stava preparando per rientrare a casa per la cena. Appena naturalmente ha sentito queste parole, la sua attenzione, così come quella anche di altri clienti che si trovavano in quel momento al bar, si è rivolta verso la donna, che poi avrebbe raccontato di aver subito la violenza all'interno di una roulotte dove sarebbe stata sequestrata da due extracomunitari. Adesso sono i carabinieri che si stanno occupando del caso. Sarebbero stati due marocchini a portare la donna con dei problemi anche di tipo psichiatrico in una roulotte, e qui l'avrebbero violentata. Questi due marocchini li avrebbe incontrati sempre in un bar di Sottomarina, e sembra che soltanto uno di loro le avrebbe perpetrato la violenza e costretto a subire la violenza a suon di botte.
e due marocchini si sarebbero impossessati anche del denaro e del cellulare contenuti nella borsetta della donna che, ripetiamo, poi è stata ricoverata al pronto soccorso di Chioggia nel momento in cui il barista ha chiamato, vedendo la donna in evidente stato di shock, il personale del 118. La donna, dicevamo, ha dei problemi psichiatrici che già alcuni dei residenti conoscevano, visto che sembra essere abbastanza conosciuta nella zona, e per il momento è tutto, con le indagini in corso dei carabinieri per verificare quanto accaduto e per capire quanto accaduto in questa che è stata definita la roulotte prigione. Lascio la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Dunque questa vicenda tutta da chiarire ovviamente da parte dei carabinieri, chiarite e accertate invece un'altra vicenda accertata di violenze subite da una donna, siamo nel Trevigiano, poi però c'è stato il colpo di scena in aula, nell'aula del Tribunale al momento della condanna del suo aguzzino, perché la donna ha ritirato la querela. Una vita di soprusi, di violenze, minacce, aggressioni e umiliazioni, fino a quando la donna, una 43enne albanese, ha deciso di denunciare il compagno kosovaro di 30 anni. Ma durante il processo il colpo di scena. La donna, senza dire nulla nemmeno al suo avvocato, si alza in piedi e ritira la querela. Non ha fatto niente, dice, è stata tutta colpa mia, lo amo. Dichiarazioni che lasciano scioccati i magistrati e legali. Ma la procura non ci sta e decide di procedere d'ufficio. L'uomo è stato condannato a 5 anni. Il 39enne aveva picchiato e violentato ripetutamente la donna, non solo, ma aveva anche minacciato di morte lei e la sua bambina di appena 10 anni. Violenze che si ripetevano ogni giorno. Nella loro casa di Postiama di Paese l'uomo legava la donna ad una sedia, le metteva una spugna in bocca e poi la picchiava per sapere se lo tradisse. Poi la trascinava in strada e le sbatteva la testa sul cofano della macchina. Cosa abbia portato la donna a ritirare la querela? Nessuno lo capisce. Ha bisogno di aiuto, dice il suo avvocato. Il 30enne kosovaro comunque è stato condannato. Allora torniamo a Perarolo di Cadore per aggiornamenti sulla situazione della frana, una situazione che, dice il sindaco che abbiamo raggiunto questa mattina, resta di allarme. La soglia di attenzione, infatti, spiega il sindaco, è ancora alta. Il primo cittadino ha spiegato che attende i dati relativi al monitoraggio della regione per capire com'è attualmente la situazione. Fino ad allora le 8 famiglie evacuate già ieri non potranno ancora tornare nelle rispettive abitazioni. Ieri intorno alle 20 il corpo della frana era ancora in accelerazione. Questa mattina si spera che la situazione stia cambiando e quindi ci sia una frenata da parte della frana. Adesso a Piove di Sacco per un incredibile incidente che fortunatamente non ha provocato tragedie, un mezzo di linea che finisce contro una causa a causa del malore dell'autista. Un malore e lo schianto contro il pilastro di un fabbricato, paura in via San Marco a Celeseo di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Un autista di un bus di linea si è sentito male all'improvviso mentre era alla guida. Fortunatamente è riuscito a fermarsi, ma quando poi il mezzo si è mosso, probabilmente perché non frenato, non è riuscito a bloccarlo in tempo, andando quindi a sbattere contro l'abitazione. Fortunatamente sul mezzo non c'erano passeggeri, l'autista è stato soccorso e portato in ospedale, sul posto la polizia stradale. Ieri sera l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Morosini a Chioggia per l'incendio dei 2 capanni agricoli distanti circa una trentina di metri l'uno dall'altro. I pompieri del locale distaccamento sono intervenuti con 2 mezzi e sono riusciti a salvare uno dei 2 ricoveri dove le fiamme erano meno sviluppate, mentre l'altro capanno è stato gravemente danneggiato dalle fiamme e una parte della struttura è anche collassata, come vediamo nelle immagini degli stessi Vigili del Fuoco. Le operazioni di completo spegnimento dei focolai sono terminate intorno alle 22, le cause dell'incendio sono al vaglio e non si esclude il dolo da parte degli investigatori. A proposito di investigatori, di carabinieri che sono intervenuti a Chioggia ieri, carabinieri che scoprono nel Padovano a Saunara l'ennesima casa a luci rosse. Qui la particolarità è che tra le prostitute a quanto pare c'era anche una donna insospettabile, ma ci racconta tutto in diretta per noi il nostro Guido Barbato. Guido. Sì, buongiorno a tutti da Padova. Era proprio un tranquillo appartamento nella frazione di Villa Tora del comune di Saonara, siamo nella cintura urbana di Padova, dove si prostituiva una escort, perché a tutti gli effetti lo era, 43enne padovana, madre di famiglia, impiegata in aspettativa. I clienti erano sempre gli stessi, circa 25, di ceto sociale elevato, di varie età,
professioni e stato civile, ma tutti benestanti. L'appartamento era organizzato con tutti i comfort, con bibite, accessori e indumenti sessuali e quindi un ambiente confortevole dove i clienti restavano anche un'ora e mezza. Gli incassi della signora erano di circa 12.000 euro al mese, pagava 2.000 euro di affitto, quasi di certo irregolare, al proprietario dell'appartamento, un 48enne imprenditore di Albignasico, che si occupava di organizzare, come dire, tutto il food and beverage all'interno e l'hosteling, cioè tutto il materiale che poteva servire per la doccia, le attrezzature, insomma, anche sessuali. Per questo motivo è lui che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'appartamento è stato sequestrato e sigillato da parte dei carabinieri di Legnaro, che sono intervenuti appunto sul posto, sono intervenuti proprio mentre la signora era all'opera. La donna, i cui familiari erano completamente all'oscuro di questa sua attività, iniziava alle 8 del mattino e aveva la disponibilità di quell'appartamento fino alle 8 della sera. Un'altra donna, sempre padovana, 42enne, casalinga, italiana, quindi residente in provincia, aveva concordato, sempre con il denunciato, di poter utilizzare in altri orari l'appartamento versando al proprietario la cifra giornaliera di 120 euro al giorno. Anche per lei però i guadagni mensili superavano i 10.000 euro al mese, appunto. Linea allo studio. Grazie Guido Barbato, noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. È polemica, cioè dibattito anche tra la gente per l'uso di fondi dal Fondo Sanitario Regionale per la possibilità di cambiare sesso. Una notizia, appunto, una scelta da parte di alcuni consiglieri del centro-destra Veneto, Autonomia e Libertà, che fa discutere sia in regione che fuori. Soldi pubblici, cioè veneti, per cambiare sesso, e non si parla di noccioline, ma di ben 600.000 euro, ovvero 200.000 euro annui, stanziati per il prossimo triennio, attingendo dal Fondo Sanitario della Regione Veneto, notizia che tra la gente genera un misto di scalpore, confusione e incredulità. No, stavo ben così, no. Ti viene da ridere? Sì. Pensa che stia scherzando? No, ma forse sì. Togliersi o mettersi le tette, guardi, le dico la verità che io ne farei a meno. Soprattutto d'estate, che non so dove metterle. Scelta dei consiglieri regionali del centrodestra Veneto Autonomia e Libertà Stefano Casali, Andrea Bassi e Fabiano Barbisan, condivisa da Stefano Valdegamberi del gruppo misto, individuando pure il policlinico convenzionato di Abano Terme, mozione contro la quale è insorta la Lega Nord con il capogruppo Nicola Finco, chiede l'abrogazione immediata di questa legge regionale. Le priorità anche per i veneziani sono infatti altre. Ci sono altri problemi, penso, non solo nella Regione Veneto, in tutta Italia. Persone anziane che non hanno quasi da mangiare, non proprio, neanche da chiedere. Se fossero investiti diversamente in qualcosa di più serio. Penso che non ci sia una enormità di gente che ha bisogno di fare queste cose qui, insomma. È un problema un po' delicato e non so cosa rispondere su queste cose, perché purtroppo ci sono molti che sono in casa di riposo e non hanno l'aiuto di nessuno. Sarebbe più adatto a spendere i soldi per queste persone. E a proposito di polemiche, un nuovo capitolo dell'attacco da parte dei giornali della stampa inglese contro quello che è il tesoro del Veneto, ovvero il Prosecco, perché questa volta, secondo i tabloid The Sun, il Prosecco fa male ai denti. Il Prosecco rovina i denti, li sbriciola. È questa la nuova accusa mossa contro il Prosecco dagli inglesi. A riportare che le bollicine arrivano a marcire i denti, il tabloid The Sun, che addirittura accompagna l'articolo con immagini sconvolgenti. Una foto con un dente sbriciolato accanto ad uno sano. È nuovamente bufera. Gli inglesi, a quanto pare, hanno proposto nei passati giorni uno studio medico. Avrebbero immerso nel Prosecco per 14 giorni dei molari e degli incisivi, evidenziando che l'acidità, il residuo zuccherino e le bollicine
tossine siano deleteri per i denti. Notizia che immediatamente è rimbalzata sui social, scatenando un vero e proprio ciclone di polemiche. Immediata la risposta dei vari consorzi che definiscono l'attacco pretestuoso. Certo è, dicono, che a quanto pare nessun consumatore si è visto finora sbriciolare i denti, ma la guerra sul prosecco a quanto pare non sembra voler terminare. Noi invece parliamo dei presepi che voi potete segnalarci, come sempre con il tuo presepe, redazione @antena3.it o 0422 023 0898 per lasciarci indirizzo, nome, numero di cellulare e le caratteristiche del vostro presepe. Noi verremo da voi a riprendere la vostra natività, oppure se volete inviarci voi delle foto, dei video, 351 175 5340 per appunto confezionare poi il servizio e vedere il vostro presepe in onda. Siamo ai saluti, vi ricordo, ore 13, fra pochissimo l'appuntamento del giovedì con la CGIL. Con la CGIL si parla oggi di dimissioni e licenziamenti per giusta causa, quindi un tema molto importante, lo faremo con Antonio Ventura, coordinatore UVL della CGIL di Treviso, l'ufficio Vertenze e Lavoro, poi con Fabio Zamperla, sempre dell'ufficio Vertenze e Lavoro della CGIL di Treviso, e Luigino Tasinato, sempre della CGIL di Treviso. Ovviamente chiamate perché potete intervenire in diretta per sapere tutto quello che vi serve dalla CGIL. E poi vi ricordo questa sera 20:10, l'abbiamo già detto, lo ricordiamo, appuntamento importante da non perdere con ospite il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tempo in prevalenza buono sulle nostre regioni, tuttavia con qualche fenomeno a carattere sparso. Scopriamo dove nel dettaglio del 14 dicembre. Sul Veneto il tempo sarà spesso nebbioso, specialmente sulla pianura, anche coperto sul veneziano, sul trevigiano e sul bellunese meridionale, più sole invece sul versante veronese. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori notturni tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto su tutta la regione con precipitazioni generalmente deboli e comunque concentrate sul Goriziano e sul Triestino. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori notturni sui 4-5 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui invece sarà una bella giornata soleggiata con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, salvo locali e innocui addensamenti. Concludiamo con uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 2 e 9 gradi, valori notturni sotto zero a Bolzano, di poco sopra lo zero a Trento. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci.